Questo è un progetto che ci rende orgogliosi, è un grande progetto, visto e considerato che sembrava quasi irrealizzabile pensare da un lato andare a Valle Vecchia con i cavalli in libertà del Delta del Po, il cavallo bianco del Delta del Po come comunemente magari anche i bimbi lo identificano, pensare poi di portarli nelle casse di Colmata direttamente in laguna e nella laguna di Venezia è ancora più avventuroso, ma ci siamo riusciti. Tre anni fa, quando mi portano per la prima volta nelle casse di Colmata, dovreste pensare che sembrava di entrare in una giungla di questa Baccaris, che era il problema, dovevamo togliere questa pianta che non dovrebbe starci. Poi siamo arrivati in certe oasi, in cose strepitose che uno non pensa che ci siano queste cose in laguna. E quindi abbiamo cercato di capire se si riuscisse a mettere insieme queste due cose, cioè il ripristino di questa natura bellissima e la tutela di una razza, di un cavallo che è diventato autoctono. Siamo a Valle Vecchia, un posto unico al mondo. La caratteristica di Valle Vecchia è avere tanti habitat l'uno vicino all'altro. Questi ambienti diversi sono immersi nell'agricoltura. Valle Vecchia è un laboratorio a cielo aperto unico al mondo proprio per questo, perché sperimentiamo un'agricoltura del futuro molto avanzata che riesce non solo a non impattare negativamente sulla natura, ma addirittura riesce a migliorare la biodiversità di queste zone. Il cavallo del Delta deriva dal cavallo del Camargue, è arrivato in Italia negli anni 70 e nel 2022 abbiamo preso degli esemplari e portati qui in Brussa. Quando si viene qua c'è sempre un pizzico di emozione, soprattutto perché si è partiti con una razza in pericolo di estinzione e piano piano si è adattata e quindi già nel 2023 abbiamo avuto le prime nascite, 2 stalloncini e 2 puledre, 2 delle puledre che prenderanno la nuova destinazione delle casse di Colmata e siamo proprio arrivati alla duplicazione del numero di animali qui presenti. Qui si sta avverando un sogno che è stato possibile anche tramite un'altra persona che è il Presidente della Regione, che è anche un appassionato di cavalli, quindi mi ha aiutato in questa idea, e tutti gli uomini e donne di Veneto Agricoltura. Vediamo se i cavalli qui poi prenderanno loro il possesso della casa di Colmata, noi saremo ospiti. Siamo sempre nelle casse di Colmata, ma siamo vicino a uno probabilmente dei primi alberi che si è insediato qua. È un olmo e da questo olmo tutto attorno sono nate altri olmi, i figli. Sta succedendo che un'isola di fango nel tempo si sta forestando. In questo ci sono alleati i cavalli,
perché i cavalli, mangiando, facendo le loro deiezioni, eccetera, favoriscono, accelerano i processi anche della componente animale, perché attirano insetti che sono prede per uccelli, che sono prede per mammiferi. Il cavallo è un attivatore di un ecosistema. Il WWF dagli anni 80 è presente in Laguna. Stiamo lavorando insieme a Veneto Agricoltura da alcuni anni per cercare di promuovere dei progetti di conservazione, di ripristino ambientale, soprattutto in funzione del fatto che qui siamo in una delle aree d'Europa che maggiormente sta cambiando a causa dei cambiamenti climatici, e quindi la sfida è anche quella di cercare di capire qual è lo scenario proprio per cercare di garantire un futuro a questo paesaggio unico che ci invidia un po' tutto il mondo. Io direi che è un inizio. A noi sono state affidate 3 di queste aree che cubano quasi 1500 ettari, quindi stiamo parlando di superficie enormi. Il futuro è creare proprio un percorso naturalistico dove la gente arrivi e senza disturbare troppo gli animali, magari riuscire a dire sì, ho visto Venezia, vado a fare anche un giro nella laguna, perché la laguna è storicamente il motore di Venezia.